Tassa di stazionamento per i mezzi turistici. Ad Agrigento adesso si può parlare di una presa in giro nei confronti del comune che comunque non riesce a far rispettare la norma. In occasione del mandorlo in fiore, lo ricordiamo, si era creata una situazione assurda con tutta la zona a nord della città scelta per la sosta dagli autisti dei bus turistici che in barba al codice della strada hanno occupato tutti gli spazi incuranti del pericolo creato alla circolazione. Il mancato intervento della Polizia Municipale per sanzionare gli abusi aveva suscitato la presa di posizione della commissione consiliare presieduta da Pasquale Spataro. Possiamo dire che la questione del mancato pagamento della tassa non si è affatto risolta, anzi forse è peggiorata, stando a quanto si è verificato anche ieri mattina a nord di Agrigento, lungo il viale Sicilia, con i bus turistici parcheggiati anche dentro un distributore di carburanti. Anche in questo caso nessun controllo per sanzionare i conducenti. C'è da dire che gli autobus parcheggiati come al solito nel viale Sicilia, anche in prossimità di una curva, restringendo la carreggiata, costituiscono un grave pericolo per la circolazione stradale. Naturalmente sotto accusa è proprio l'assenza di controlli che agevola l'anarchia.